Dottore Di Maida, si parte con un nuovo corso, ecco, si può lanciare un appello di fiducia ai tanti giovani che invece di andare fuori possono venire qui ad Agrigento con un'offerta formativa, come diceva il rettore Micari, abbastanza buona? Ma credo che il lavoro che abbiamo fatto in questi anni è stato quello innanzitutto di salvare il consorzio universitario. Va dato merito al Comune di Agrigento e alla Camera di Commercio, quali soci fondatori che hanno materialmente salvato il consorzio universitario. Abbiamo fatto un lavoro paziente per il cui ci è voluto parecchio tempo, però oggi raccogliamo i risultati. Già lo scorso anno siamo ripartiti con un'offerta formativa importantissima, oggi con la nuova governance devo ringraziare l'assessore La Galla, ma il magnifico rettore per aver scelto delle persone che per professionalità, per competenza, per conoscenza del territorio potranno certamente dare un grande contributo per la crescita di questo consorzio e portarlo verso mete più alte. Quindi la presenza del dottore Mangiacavallo, del professore Lavanco sicuramente sono un valore aggiunto per il consorzio universitario, quindi ormai è un consorzio universitario salvo, solido sul piano anche finanziario, quindi possiamo tranquillizzare tutto il nostro territorio, soprattutto i giovani che nel consorzio universitario troveranno un luogo in cui potersi formare, in cui potersi studiare senza nessun problema. Noi dobbiamo indicare sempre col nuovo corso una continuità di un'esperienza ma anche un rinnovamento di questa esperienza. Il nuovo corso che noi immaginiamo guarda molto al territorio, alle esigenze delle famiglie, dei ragazzi che qui possono studiare. Non vogliamo essere ipocritamente ambiziosi immaginando cose che qui non potranno accadere, ma invece dare una risposta concreta a quei tantissimi giovani che fanno una domanda di formazione e una domanda di formazione come quella di educazione, di servizio sociale, di lingue, che può avere immediatamente una ricaduta lavorativa. Accanto a questo l'idea invece è di promuovere aspetti culturali, costituire un comitato scientifico. Oggi qui abbiamo invitato alcune persone, ne cito una per tutte, Michele Guardì, forse persona molto nota nel mondo della televisione, per chiedere a loro la collaborazione per costituire master, attività di perfezionamento che invece possono guardare a dei profili di eccellenza. Presidente, ecco, come parco lei è presente a questa iniziativa e offrirete sicuramente un grande supporto e una grande sinergia. Come? Questa nostra presenza è importante poiché il parco archeologico della Valle dei Templi, che oggi diventa territoriale come è già noto, per la città di Agrigento è importante quale occasione di rinascita, perché la rinascita culturale, il mettere in campo le energie culturali sono certamente alla base del nostro lavoro, la valorizzazione, soprattutto la valorizzazione delle menti. La cosa concreta è il grande concordamento di idee con il Presidente Mangiacavallo, col quale abbiamo già condiviso una linea di azione volta ad una promozione di attività di produzione tecnico e soprattutto anche di evoluzione sulle attività del territorio e soprattutto della città di Agrigento, che deve essere fortemente considerata quale presenza importante delle menti, dei giovani e vettore di attrattore culturale.